Buonasera dalla redazione di TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. E guerra totale all'interno del PD, Oddati ribadisce il no ad Oliverio e va avanti, Guglielmelli replica non accettando le imposizioni. Nel centrodestra c'è attesa per il vertice romano in programma la prossima settimana che chiarirà la partita sulla candidatura per la presidenza della regione. Intanto Italia Viva si organizza in Calabria e appronta le proprie strategie. Nel triennio 2019-2021 andranno in pensione più di 1400 medici in Calabria, molti ospedali a rischio chiusura. L'allarme è lanciato dal consigliere regionale Gianluca Gallo che propone l'assunzione di giovani specializzanti. Carenza dei medici all'ospedale di Polistena, disagi nelle corsie, l'appello e l'ordine dei medici. Trascorre la notte su una panchina in centro a Cosenza in attesa di poter prendere servizio all'alba. È una sessantenne italiana che racconta ai nostri microfoni la sua storia. Fermato dalla polizia il presunto autore del ferimento a colpi di pistola di un venditore ambulante, l'uomo 50 anni è accusato di tentato omicidio. Pellegrinaggio al Camposanto nel giorno dedicato ai defunti, cerimonie religiose in tutti i cimiteri. Boom di visitatori al Museo di Reggio Calabria nel ponte di Ognissanti, più di 400 i biglietti staccati nella sola notte di Halloween, i bronzi continuano ad esercitare fascino su turisti e visitatori. Il Perugia espugna lo Scida, Oddo batte la squadra con cui ha fallito nella scorsa stagione. Non basta la doppietta di Mustacchio a tenere Galle rossoblu al secondo stop consecutivo. Chiede determinazione alla squadra mister Braglia in attesa dell'incontro con la Cremonese. Obiettivo dei Lupi è di far punti per migliorare la classifica. Ancora buonasera dalla redazione TG10, dunque la politica regionale in primo piano con i risvolti in vista delle elezioni regionali. Oddati fa fuori Oliverio, un'altra botta, un'altra batosta nei confronti del governatore. Oddati dice guardiamo oltre, risponde Guglielmelli che continua sulla scia di quanto detto ieri dicendo vogliamo essere autonomi e liberi di decidere insieme. Nel centrodestra si lavora ancora per capire chi sarà il candidato per la Regione Calabria, mentre Italia Viva si organizza e si radica sul territorio. Nubi sempre più minacciose sul PD dopo la riunione della direzione provinciale di Cosenza, nel corso della quale è stata ribadita la volontà di ricandidare il presidente uscente. Oddati prende posizione e gela il partito cosentino. Nei prossimi giorni, dopo aver comunicato formalmente ad Oliverio che non è il candidato del PD, riconvocheremo, dice, la riunione regionale per individuare la nuova candidatura a presidente per formare coalizione e liste. Nel tardo pomeriggio, il segretario del PD cosentino, Guglielmelli, replica ad Oddati, diffondendo il documento approvato all'unanimità al termine della riunione di ieri. Non sta scritto da nessuna parte, si legge, che in un partito commissariato non sia legittimo il dibattito e la libera espressione delle posizioni. È assurdo, scrive ancora, che la segreteria nazionale continui a esprimersi solo con un veto su Oliverio, senza avanzare proposte di candidature alternative. Insomma, i prossimi giorni saranno caldissimi per il Partito Democratico. Allo stato delle cose appare infatti complicato che ci possa essere un punto di incontro tra le due fazioni, il PD cosentino che spinge su Oliverio e quello nazionale che si è già espresso in modo negativo in merito. Nel centrodestra invece si aprirà una settimana decisiva nel corso della quale è previsto un incontro tra Berlusconi, Salvini e la Meloni e con molta probabilità verrà chiarita la posizione del sindaco di Cosenza Mario Chiuto, che già da tempo ha dato la sua disponibilità a rappresentare la coalizione nelle prossime elezioni regionali. In tutto questo Fratelli d'Italia chiede al governatore, definendolo abusivo, di comunicare nel più breve tempo possibile il giorno in cui si terranno le elezioni in Calabria. Dicevamo di Italia Viva, il movimento nato per volontà di Matteo Renzi che si organizza sui territori, anche in Calabria, cerca di radicarsi, guarda con attenzione cosa succede in casa altrui e si riserva di decidere come partecipare alla prossima competizione elettorale, ma sempre nel segno del rinnovamento. Italia Viva getta le basi per il proprio futuro e se continuano in tutta Italia le nuove adesioni da parte di esponenti del PD che abbracciano il progetto renziano, in Calabria si parte dalle fondamenta, dialogando e guardandosi intorno, in un momento che vede centrosinistra e centrodestra barcamenarsi tra incertezze e lotte intestine. Le elezioni regionali si avvicinano e sembra profilarsi uno scenario gradito alla nuova formazione politica, pronta ad appoggiare una fase di rinnovamento. Sì, è una presa d'atto, vediamo chi siamo, quanti siamo. Cominciamo ad organizzarci, cominciamo a fondare anche in Calabria il partito d'Italia Viva. Mi pare che la priorità assoluta che abbiamo in questo momento in Italia e anche nella nostra regione è quella di fondare il partito d'Italia Viva,
fargli mettere radici e pensare al futuro. Guardiamo con attenzione a quello che sta accadendo nel Paese, non solo nella nostra regione, faremo le nostre valutazioni, nelle prossime settimane decideremo in che modo e come stare in campo anche nelle prossime elezioni regionali. Non pensiamo ad una lista in questo momento perché pensiamo ad insediarci nella nostra regione e sui nostri territori. Ci sono gli elettori del centro-sinistra da convincere, ma anche chi ha smesso di portare le proprie idee nell'urna elettorale. Italia Viva punta sulla novità e su un consenso in crescita per affermarsi nelle prossime competizioni. Noi non siamo pronti a fare accordicchi politici di alcun genere. La Calabria non lo merita, ma non lo merita neanche Italia Viva, che è una nuova creatura, che senza avere neanche ancora il simbolo, l'abbiamo scoperto a Firenze 15 giorni fa, non abbiamo ancora una sede di partito, già siamo al 6,2%. Questo vuol dire che si può credere in un partito nuovo che vuole andare all'attenzione del partito più grande che abbiamo in Italia in questo momento, che è il partito del non voto, il partito degli astensionisti, che è un partito di quegli italiani che non si sono più sentiti di andare a votare da una parte e dall'altra. Oggi noi ci vogliamo porre come argine serio al sovranismo pericoloso di Matteo Salvini. La sanità adesso con un allarme che arriva dal consigliere regionale Gianluca Gallo: nel triennio 2019-2021 andranno in pensione più di 1400 medici in Calabria e molti ospedali sono a rischio chiusura. Gallo propone l'assunzione di giovani specializzanti. Molti ospedali calabresi entro il 2025, cioè tra 6 anni, chiuderanno per mancanza di medici. Lo scenario apocalittico disegnato dal consigliere regionale della Casa delle Libertà Gianluca Gallo, il quale, attingendo ai dati resi noti dal sindacato Anao Assomed, fa sapere che nella nostra regione tra il 2019 e il 2021 andranno in pensione 1410 medici, in particolare 245 per medicina d'urgenza, 63 per anestesia e rianimazione, 51 per ginecologia, 90 per chirurgia generale, 150 per pediatria e 90 per psichiatria. Una debacle che coinvolge l'intero stivale. Infatti usciranno dal lavoro, in questo caso dalle corsie, usufruendo della legge Fornero e quota 100, ben 38.000 sanitari. In Calabria c'è discrasia, denuncia Gallo, tra la programmazione e la lettura del fabbisogno. Come dare risposta all'emergenza? La proposta riguarda i neolaureati, ben 30.000 in Italia, ragazzi, spiega l'esponente della Casa della Libertà, che potrebbero entrare a far parte dell'organizzazione ospedaliera o della rete di medicina territoriale sotto la guida dei medici già in servizio, aprire loro le porte della sanità pubblica in attesa di portare a termine la programmazione consentirebbe di risolvere i problemi presenti e quelli futuri della sanità calabrese e arginare i viaggi della speranza. Cotticelli, il governatore, lo stesso governo valuteranno la proposta. Carenza di medici che provoca già problemi, ad esempio nell'ospedale di Polistena. Ci sono disagi nelle corsie e arriva un appello all'ordine dei medici. A certificare ulteriormente la situazione di collasso dell'ospedale di Polistena è anche l'Ordine dei Medici di Reggio Calabria. L'organo di autocontrollo si è riunito sotto il coordinamento del presidente Pasquale Veneziano per analizzare il difficilissimo momento della sanità dell'intera area metropolitana. Pochi giorni fa, in un vertice interistituzionale, si è decisa una strategia di tutela dell'ospedale di Locri, anche quella una struttura al collasso. Ora si attende di conoscere interventi risolutivi sull'ospedale del centro Pianigiano, che evidenzia gravissime criticità. Fotografando la situazione reparto per reparto, infatti viene fuori che anestesia ha solo 7 medici in servizio e se si considera che gli anestesisti operano in rianimazione, dove ci sono 12 posti letto, nelle sale operatorie dove servono 3 anestesisti, 1 per ogni sala, e nel punto nascita dove la figura di questo specialista deve essere garantita H24, si capisce che il numero dei medici occupati è insufficiente. Ma non finisce qui.
Per pediatria è stato necessario sottoscrivere convenzioni con specialisti esterni, particolare che l'Ordine dei Medici non esita a definire assurdo. Ortopedia deve fare fronte non solo ai propri utenti, ma anche a quelli che sono in arrivo dall'ospedale di Locri, spesso costretto a mandare a Polistena molti cittadini che ricorrono alle cure di quel reparto. Ed in cardiologia ci sono strumenti definiti vetusti. Ginecologia poi è sotto organico e particolare anche la situazione del pronto soccorso. E adesso vi raccontiamo una storia molto particolare, quella di Grazia, una donna sessantenne cosentina che per conservare il proprio posto di lavoro fa dei sacrifici enormi. L'orario di lavoro inizia all'alba, non ha mezzi per raggiungere la sede del suo lavoro e allora è costretta a passare la notte su una panchina. Sentiamo. Dopo mezzanotte la città di Cosenza si svuota, ma in una piazzetta di via Popilea da più di un anno la notte potete trovare lei. Si chiama Grazia, ha 61 anni. Ha trovato un solo lavoro, fare le pulizie negli uffici della motorizzazione per conto di una ditta privata. Un lavoro di 2 ore al giorno, ma che si deve fare alle 5 del mattino. Ed è qui che nasce il problema. Grazia vive da sola nella zona universitaria di Rende, non guida e d'altronde non potrebbe sostenere i costi di un'auto. E così ogni notte prende l'ultimo pullman che collega Rende a Cosenza. Alle 12:15. Grazia arriva in città in piena notte. All'1:20, -1:15. E raggiunge questa panchina a poca distanza dal suo luogo di lavoro e qui resta in attesa, sveglia. È perché devo aspettare l'orario che si fa per andare alla motorizzazione. Non dormo mai la notte. Sono stata avvicinata da parecchi gentaglia, extracomunitarie, è fermata pure la polizia, i carabinieri hanno voluto il documento per vedere che cosa facevo qua, mi hanno chiesto che facevo qua e io gli ho detto devo andare a lavorare alla motorizzazione. Dice ma può stare sulla strada? Dove devo stare? Io non è che ho una casa qua, ho pigliato pure una bronchite per stare fuori. Tutti questi sacrifici sapete per quanto? 3,10, 3,20. Soldi che non bastano per vivere. Grazia ha cercato di farsi cambiare l'orario, ma l'azienda non è riuscita ad accogliere la sua richiesta. Io avevo chiesto di mettermi in un altro ufficio dove si lavorava di giorno. Dice che non hanno posto. Io alle 4 del mattino non ho il mezzo, perché prima io avevo un compagno che mi accompagnava e quindi sono venuta. Poi dopo il compagno mi ha lasciato e quindi io non ho come fare. Adesso Grazia si è rivolta all'UGL per chiedere aiuto. Il sindacato sta cercando una mediazione per risolvere questo caso, che è apparso subito disperato. Io non riuscivo a capire questa disperazione e le lacrime che aveva negli occhi mentre parlava e proprio raccontandomi questa sua disperata vita mi resi conto che in effetti era una situazione incredibile, impensabile. Delle grandi questioni di lavoro la politica si occupa, ma i singoli casi non interessano a nessuno e adesso c'è anche un'urgenza. A settembre io ho lavorato 15 giorni, poi ho fatto la malattia, ancora fino ad oggi non mi hanno accreditato lo stipendio di settembre. Io ho un vitto da pagare, non so come fare per pagare il vitto perché non mi hanno dato lo stipendio. Adesso la cronaca: è stato fermato dai carabinieri il presunto autore della sparatoria avvenuta lunedì scorso a Scalea, in cui è rimasto ferito un meditore ambulante. Si tratta di un 50enne già noto alle forze dell'ordine, all'origine del ferimento una lite. Una lite tra venditori ambulanti all'origine della sparatoria avvenuta lunedì scorso durante il mercato settimanale che si svolge a Scalea, in cui è rimasto ferito un trentenne di origine campana ma residente a Santa Maria del Cedro. Questo il luogo teatro del tentato omicidio. Adesso i carabinieri hanno fermato il presunto autore. Si tratta di un cinquantenne, anch'egli campano, con precedenti penali, che risiede da anni nella cittadina dell'Alto Tirreno cosentino. L'uomo è stato rintracciato al termine di indagini serrate da parte dei carabinieri della compagnia di Scalea coordinate dalla procura di Paola. Quella mattina il cinquantenne ha esploso diversi colpi di pistola contro il rivale colpendolo alle gambe, poi si è dileguato a bordo del suo furgone. La vittima è stata soccorsa e trasportata con l'eliambulanza all'Annunziata di Cosenza, dove si trova tuttora ricoverata. Giunti sul posto, i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. All'origine del ferimento accredini legate allo svolgimento delle attività commerciali presso il mercato
mercato di Scalea e non solo. Ad acuire l'ostilità tra i due, una lite avvenuta poche ore prima della sparatoria tra la vittima e il fratello del 50enne arrestato, una scena ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso l'esercizio commerciale dove è avvenuto il litigio. I carabinieri hanno così raccolto un preciso quadro indiziario nei confronti del 50enne che adesso dovrà rispondere di tentato omicidio. Giorno dedicato ai defunti, cerimonie religiose in tutti i cimiteri. Siamo a Cosenza, vediamo. È stato Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo della diocesi di Cosenza Bisignano, a celebrare la partecipata messa solenne nel cimitero di Cosenza, nella tradizionale giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Presenti alla cerimonia le autorità civili e militari e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma. In conclusione, la benedizione delle presule davanti alla stele posta nello spazio antistante la chiesa del cimitero. O Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente dal sangue del tuo Figlio, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco dai nostri cari defunti, ma con la fede e la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, perché le loro anime contemplino la gloria del tuo volto. Fa che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua dolce presenza nell'assemblea degli angeli e dei santi. Al termine della celebrazione il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, ha deposto una corona di alloro in onore delle vittime di tutte le guerre. Boom di visitatori al Museo di Reggio, più di 400 i biglietti staccati in questi giorni e nella sola notte di Halloween i bronzi continuano ad esercitare un fascino su turisti e visitatori. Vediamo. Sono sempre più numerosi i visitatori di siti archeologici e musei in Calabria, un trend che tocca anche Reggio e la sua provincia. Si conferma così che l'opera di sensibilizzazione sulla fruizione delle risorse culturali di questo territorio, peraltro ricco di testimonianze, sta da tempo producendo risultati importanti. Uno evidente e significativo riguarda il Museo Nazionale del capoluogo che nella giornata del 31 ottobre ha ottenuto visite da record. Il giorno prefestivo che ha anticipato il lungo ponte di Ognissanti ha probabilmente favorito il consistente aumento delle presenze, ma certo il dato ha una sua rilevante importanza. In modo particolare per la notte di Halloween, quando all'ingresso del museo si sono presentati in 400. La soddisfazione del direttore Carmelo Malacrino è doppia. Molti giovani presenti, come anche nella giornata di ieri, che è stata giudicata molto interessante. Gettonatissimi ovviamente i bronzi, ma non solo, basti ricordare i reperti della collezione permanente. Museo aperto anche oggi e domani poi l'ingresso sarà gratuito. E adesso lo sport, il calcio. Cominciamo dalla sconfitta del Crotone in casa contro il Perugia. La prima sconfitta, la squadra di Oddo, che l'anno scorso era seduto sulla panchina del Crotone, riesce a superare i pitagorici anche in classifica. Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone, che perde l'imbattibilità allo Scile e si allontana dalla vetta. L'ormai ex capolista si fa scavalcare in campo e in classifica dal Perugia dell'ex Oddo, che consuma una sorta di vendetta sportiva vincendo nello stadio dove sulla panchina rossoblù non l'ha mai fatto. La squadra umbra parte fortissimo affidandosi a lanci lunghi che scavalcano il centrocampo. Dopo soli 32 secondi buon aiuto si trova sulla testa la palla del vantaggio con Cordaz bravissimo ad alzare sulla traversa. Il Crotone non prende provvedimenti e Nicolussi Caviglia riceve palla sulla destra, mette in mezzo per Iemmello che di sinistro si libera dalla difesa e di destro batte Cordaz. Al 32esimo la gloria tutta per Vicario, che letteralmente toglie dalla porta un colpo di testa da vicinissimo di Simi. Nella ripresa il Crotone prova subito a pareggiarla, ma al settimo ancora Vicario a compiere un miracolo sul colpo di testa di Benali. Sul capovolgimento di fronte Melchiorri scatta sul filo del fuorigioco e sorprende Cordaz lontanissimo dai pali, trafiggendolo con un preciso pallonetto. Mustacchio accorcia le distanze al 13esimo risolvendo una mischia dopo il terzo miracolo di Vicario, ma quando il Crotone sembra essere
essere tornato in piena corsa, arriva al 20° la rete di Di Chiara che coglie di sorpresa la retroguardia rossoblu con un diagonale deviato da Golemic. Nel finale la seconda rete di Mustacchio che accorcia le distanze e proprio sul fischio finale è ancora Vicario, eroe del giorno, a negare il pari a Golemic togliendo la palla dall'angolino basso. Ho fatto i complimenti per un'ora di partita straordinario, siamo stati un po' polli e un po' sfortunati nelle occasioni del gol, però non mi piace perché per come ha reagito la squadra a 25 minuti dalla fine. È una squadra che non ha mai mollato, è una squadra che ha sempre mantenuto una costante, un ritmo nella partita anche stando sotto, e quello che mi dispiace è che abbiamo dato la sensazione di aver mollato sul 3-1. Quando poi invece dal 90°, 88°, mezza palla gol, siamo ritornati ad essere quelli che siamo e quasi portiamo a casa il punto. Da un allenatore all'altro, da Giovanni Stroppa a Piero Braglia, che invece presenta la sfida di lunedì con la Cremonese, fa riferimento a quanto è successo a Chiavari martedì scorso, ma è sicuro che la sua squadra reagirà ancora una volta. Adesso il Cosenza deve cominciare a fare punti. Braglia lo sa bene e non è un caso se stamattina all'incontro con i giornalisti ha raccomandato ai suoi una maggiore determinazione. Io dalla mia squadra vorrei molto più coraggio, vorrei vederli come li conosco io, sarebbe anche l'ora. Vorrei vedere una squadra che non gliene frega niente e di nessuno e che va in campo e fa la prestazione piena di coraggio, di voglia, di temperamento. Il tecnico insomma vuole una squadra più scafata e cattiva e non molle e timorosa come è capitato di vedere più volte in questo inizio di stagione. Del resto in questo campionato nessuno ti regala niente, va ripetendo il tecnico da più tempo. È un mantra il suo perché da allenatore navigato conosce le insidie del calcio. Abbiamo sbagliato 2 partite in modo clamoroso. Livorno e Entella. Secondo me non avevamo recuperato né fisicamente né mentalmente. L'obiettivo è far punti per uscire dalla non bella posizione di classifica attuale, ma c'è fiducia nell'organico e il primo ad averne è proprio lui. Adesso, messa in archivio la prova incolore con l'Entella, bisogna dimostrare di aver capito la lezione e affrontare la Cremonese con il piglio della squadra che ha fame di punti. Noi ci dobbiamo giocare sta partita con coraggio, con motivazione importante, perché in casa non abbiamo mai vinto. Prima di tutto lo dobbiamo fare per noi, per la nostra classifica, per il nostro lavoro e poi per quelli che non ci hanno mai lasciato soli, che sono i tifosi. Queste le parole del tecnico Braglia. Adesso le previsioni del tempo, un meteo che sta cambiando, sta peggiorando sulla nostra regione, ma poi andrà migliorando nella serata di lunedì. Dopo una lunga fase di tempo stabile e clima decisamente mite e quasi estivo, la nostra regione sarà interessata dal primo deciso peggioramento autunnale. Nella giornata di sabato, infatti, l'ingresso di una robusta perturbazione sull'Italia, pilotata da un profondo vortice di bassa pressione presente sulla Gran Bretagna, causerà forte maltempo e interesserà dapprima il nord Italia per poi estendersi su tutta la penisola. I venti saranno intensi e inizialmente di direzione meridionale, in rotazione dei quadranti occidentali, e nella fase di cambio di rotazione dei venti inizierà anche un deciso calo delle temperature. Infatti, dopo un sabato interlocutorio con possibili deboli fenomeni, nel corso della giornata di domenica vedremo le prime avvisaglie della fase di maltempo che colpirà la Calabria in modo deciso già dalle prime ore della giornata di lunedì. Domani cielo inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio sera deciso aumento della nuvolosità a partire dai versanti tirrenici, con possibili prime piogge anche a carattere di rovescio o temporale, preludio del marcato peggioramento che inizierà nella nottata tra domenica e lunedì. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti, domani mari molto mossi, a tratti agitati in particolar modo dalla seconda parte della giornata, con venti che ispireranno moderati e a tratti forti dai quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sulle evoluzioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buon weekend.